virtuali, anche perché qualcuno arriverà ancora, però siamo abbastanza in tempo, adesso sono le 6:05, noi generalmente siamo molto puntuali. Io accolgo tutti quanti, buonasera a tutti e benvenuti in biblioteca. Stasera avremo il piacere di ascoltare la presentazione della tesi di laurea di Chiara Calvisi, conseguita nell'anno accademico 2022-2023 presso il Dipartimento di Architettura e Design dell'Università di Genova, all'interno del corso magistrale di progettazione delle aree verdi e del paesaggio. In questi giorni tutti mi hanno chiesto chi è Chiara Calvisi, naturalmente voi, penso che tutti quanti voi la conosciate, però la presentiamo per chi magari ci sta ascoltando da Vizi TV, Zaizza è Gemma Mele e Peppe Calvisi, quindi giusto per dare un quadro familiare. Il lavoro di Chiara dal titolo Territorio e Resilienza, interventi di mitigazione contro il rischio idrogeologico per il caso ITI, affronta una sfida che per la nostra comunità non è soltanto tecnica, ma profondamente esistenziale. Perché abbiamo scelto stasera di presentare pubblicamente questa tesi? Nel 2023 il Comune di Viti e la Biblioteca Comunale hanno promosso il progetto TRESE, Giovani per la musica, lo studio e la natura. TRESE per l'insegnante tradotto 3, che sta a significare le tre correnti ambiti di progettazione, finanziato dal Ministero delle Politiche Giovanili attraverso il bando Giovani in Biblioteca, con un investimento di circa 125.000 euro. Partner del progetto Trese sono stati la Scuola Civica di Musica MEA, con la quale abbiamo collaborato per i progetti inerenti alla musica, il Parco di Peppilora di Viti e il CEAS di Viti per i progetti inerenti al cielo ambiente. All'interno della categoria studio, oltre ad altri progetti e attività, abbiamo istituito il premio tesi di laurea, rivolto ai giovani laureati dal 2022 fino ad ottobre 2025, che avessero realizzato una tesi dedicata alla storia di Viti, al suo territorio, ai personaggi e alle sue tradizioni. Chiara Calvisi ha partecipato a questo bando e il valore della sua ricerca risponde pienamente agli obiettivi del premio. Il premio tesi donato a Chiara in forma di voucher non voleva essere una semplice erogazione economica, ma per noi è stato un investimento sul capitale umano e sulla memoria collettiva. Per la nostra biblioteca acquisire una tesi significa custodire dati primari e analisi scientifiche che altrimenti resterebbero chiuse nelle aule universitarie. Grazie a Chiara, il traguardo di una singola studentessa si trasforma in una risorsa accessibile a tutti, rendendo la biblioteca il luogo in cui la comunità può comprendere e conoscere meglio la propria storia attraverso studi tecnici e approfonditi. Il focus della ricerca di Chiara è Viti, che è un territorio colpito dalle alluvioni del 2013 e 2020. In un paese come il nostro, dove il legame con la terra è molto forte, il tema del rischio idrogeologico è una ferita ancora aperta. Lo studio di Chiara non è solo un esercizio accademico, è un'analisi coraggiosa di come il nostro centro abitato si sia sviluppato sopra i suoi fiumi e come questo abbia cambiato completamente la percezione degli spazi urbani e non. Riconoscere questa realtà è il primo passo verso una ripresa consapevole e una progettazione futura più sicura. Però prima di lasciare la parola alla nostra protagonista di questa serata, sono lieta di presentare invece chi ha guidato questo percorso di ricerca e vi presento, ho il piacere di presentarvi la professoressa Ilda Bagge, docente di botanica e di ecologia presso l'Università di Milano e di Genova e direttrice del corso di laurea in progettazione delle aree verdi e del paesaggio, che ora prende il nome di architettura del paesaggio, frequentato proprio da Chiara. Noi la ringraziamo tantissimo per questa presenza, che per noi è un onore per la nostra comunità, ma credo che sia la manifestazione della stima che lei ha nei confronti della sua studentessa e del lavoro svolto da Chiara. Le do la parola. Grazie, ringrazio io voi per avermi accolto nel vostro territorio, che io personalmente avevo solo letto attraverso gli occhi e le parole e ciò che aveva e gli elaborati di Chiara. Coordino un corso di laurea di architettura del paesaggio. La figura del paesaggista è ancora forse poco nota o dai contorni un po' sfumati. In realtà l'architetto paesaggista è una figura che in Italia
viene portata proprio dalla scuola di paesaggio dell'Università di Genova negli anni '80 e si consolida a partire dal 2000. Il corso di laurea seguito da Chiara è una laurea magistrale interateneo che coinvolge ad ora solo 2 atenei, l'Università di Genova e l'Università di Milano, dove io lavoro, e in Italia ce ne sono solo altri 5 corsi analoghi: Firenze, Roma, Milano Politecnico, Torino, Camerino e Palermo che purtroppo ha chiuso recentemente questo corso. Il paesaggista chi è? Ecco, solo una parola, perché c'è sempre un po' di confusione quando mi dicono paesaggista, cioè il giardiniere, quello che porta gli alberi, quello che guarda la natura. In realtà il paesaggista è colui che si occupa di spazi aperti, di tutto ciò che non è costruito. E non solo lavora in ambito urbano, ma lavora anche in ambito extraurbano, naturale e in vari sistemi ambientali, costieri, montani, di pianura. Dal piano al progetto anche di giardini e di parchi, perché no, ma anche affrontando problemi, e questa è una tesi che lo dimostra, cercando di trovare soluzioni generali che diano in un quadro generale anche risposte e soluzioni più puntuali. Il paesaggista è colui che poi si interfaccia nel suo lavoro con altri professionisti del settore che spesso, soprattutto in altri paesi d'Europa o in America, coordina gruppi di ricerca e di studio e di progetto. Ci auguriamo sempre di più che questa professione abbia un riscontro a tutti i livelli, negli studi professionali sicuramente, ma anche negli enti pubblici di vario ordine e grado, i ministeri, i governi e quant'altro. Detto questo, vengo a Chiara, che sicuramente è stata una nostra brillante studentessa. Questo corso non solo è interateneo, quindi 2 atenei, in realtà ai tempi di Chiara eravamo 4 atenei, poi Torino ha preferito aprire un corso separatamente, questo 3 anni fa. Però anche i nostri studenti vengono da varie parti d'Italia, è veramente bassa la quota ligure lombarda, è 1/3, i 2/3 sono studenti che vengono da tutta Italia e qualcuno da fuori Italia, un 10% da altri paesi europei o di altri extraeuropei. E quindi vengono da triennali anche molto diverse, quindi è già a livello di magistrale c'è un incontro con culture diverse, formazioni differenti, perché il paesaggio ha tante anime, quindi è anche giusto. Abbiamo ragazzi che vengono sì da architettura o da agraria, ma anche che vengono da lettere, filosofia, psicologia, scienze naturali, scienze ambientali, vabbè, chi più ne ha più ne metta, perché ci vuole uno sguardo ampio e noi cerchiamo di guidarli in questa professione, offrendole anche queste possibilità. Il problema del dissesto idrogeologico è un problema che affligge tutta la nostra penisola, colpa anche di come abbiamo a volte mal pensato, progettato e realizzato. E io sono ligure di origine e mi ritrovo in molte problematiche territoriali che sono qui in Sardegna, abiti anche per forma, geomorfologia, piccoli centri dislocati in aree montano-collinari piene di frane, piene di fiumi che abbiamo maltrattato del passato, tombato, e poi ci troviamo di fronte alle alluvioni, alle frane e a quant'altro, e a dovervi porre un rimedio. Non è facile curare una ferita, è facile crearla in poche ore, costruendo magari in maniera anche scellerata, anche in Lombardia dove non lasciamo perdere. I giornali ne parlano e poi ripensare è difficile, però questo è uno dei tentativi. Quindi Chiara è stata una brillante studentessa, preciso che oltre me c'è stato il forte supporto della professoressa Francesca Mazzino dell'Università di Genova, architetto paesaggista, adesso in pensione, e quindi io che sono invece più, diciamo, di estrazione ecologo e botanico, e quindi anche fra di noi docenti cerchiamo di unire le forze per
formare dei professionisti, speriamo, a tutto tondo. Io vi ringrazio tantissimo per avermi ospitato qui e avermi chiesto se potevo essere presente, ben volentieri, perché credo che sia giusto ricambiare in qualche modo chi ha dato il Natale dei nostri studenti che vengono nelle nostre città, e poi speriamo che possano ritornare e magari mettere a frutto quello che hanno imparato per portare qualcosa alla loro comunità. Questo è il mio augurio. Non so qua testimoniare che noi esistiamo, non vogliamo stare a Milano, a Genova isolati, ma vorremmo sempre più essere nel territorio, non c'è posto lontano, vicino, grande o piccolo. Ci sono solo occasioni e persone da incontrare, conoscere, con cui condividere. Grazie. Poi avremo modo magari di approfondire. Certamente. Ci saranno anche delle curiosità da parte del pubblico. Do la parola a Chiara. Grazie. Buonasera. Allora, buonasera a tutti e vi ringrazio di essere qui. Allora, territorio e resilienza. Intanto resilienza è un concetto che io per lo più conoscevo già dal passato, ma che mi ha insegnato anche la professoressa Maggi in ecologia, no? Cos'è un habitat resiliente? Quello è quell'habitat che magari viene in un qualche modo come dire, sconvolto da una perturbazione, che però riesce in un qualche modo a ritrovare un equilibrio, no? Un qualcosa che quindi riesce sempre a essere, come dire, flessibile, elastico, e riesce a tornare alla propria forma non proprio originaria, magari modificato sicuramente, però sempre con una certa forza, che è il contrario invece di un habitat resistente che magari resiste molto alle perturbazioni esterne, però poi quando arriva quella grossa che lo cambia, allora lo può danneggiare veramente, come dire, e finisce là. Esatto. Allora, nell'ultimo decennio, anzi ormai negli ultimi 15 anni, visti dal 2013, ha avuto la prima alluvione il 18 novembre. Nel 28 novembre del 2020 invece c'è stata la seconda, nettamente superiore. Infatti i dati dicono che durante la prima e 24 ore sono stati registrati quasi 130 mm. Durante la seconda però in circa un quarto del tempo ne sono registrati quasi un terzo. Quindi è stato un evento di notevole intensità che ha attaccato ancora di più questo paese e l'ha sconvolto ancora di più. A causa dei cambiamenti climatici noi dobbiamo intervenire su più fronti contemporaneamente, per cui c'è bisogno innanzitutto di fare un'analisi approfondita sul territorio, su tanti ambiti, per esempio l'ambito geologico, quello litologico, sulla geoidromorfologia del territorio e così via. Abiti, come ben sappiamo, ha una conformazione territoriale parecchio particolare. Ci sono due rii che passano nel paese, che sono, diciamo, quelli che appunto hanno provocato poi l'alluvione. Il rio Cucureddu, che praticamente è quello che scorre dalla Pineta verso giù, verso la piazza, e quindi che passa in via Brescia, e poi il rio RD o Rio Sordano, quello là che passa per il campo sportivo praticamente. I due confluiscono qua, in piazza De Cocconeddu, come ben sappiamo, e lì creano il rio Podda praticamente. Un rio che poi va a confluire dopo vari affluenti nel rio Posada. Questi rivi sono molto complessi perché il sottobacino idrografico è molto piccolo, ha un areale veramente, una porzione minuscola, addirittura il rio Cucureddu ha un sottobacino idrografico di meno di 1 chilometro quadro. Quindi questo si traduce, tra l'altro sono rii a carattere torrentizio, quindi stagionale, appunto durante le piogge, per cui abbiamo periodi di siccità, cioè i rivi sono praticamente in secca durante l'estate e la primavera, mentre durante l'inverno e l'autunno ovviamente assumono un carattere torrentizio che poi crea i problemi che abbiamo visto. Quindi le disastrose criticità in realtà sono anche provocate da altre caratteristiche del paese, come soprattutto la pineta.
quella che noi chiamiamo la pineta è un rimboschimento artificiale di pini, di varie specie di pini, che è stato attuato all'incirca tra gli anni 60 e 70, anche un po' in tutta la penisola italiana. Noi possiamo pensare magari che la vegetazione possa, come dire, scusatemi, vado anche avanti, che possa trattenere un pochettino l'acqua. In realtà la pineta è una criticità, perché tra l'altro Bitti ha anche un altro problema, ha un terreno bassamente permeabile dalla litologia, quindi vuol dire che non riesce a trattenere abbastanza bene l'acqua che arriva dalla pioggia. Allora, qua abbiamo una cartina, alla sinistra abbiamo il paese come era all'incirca, anzi Bitti e Gorofai, i due paesi ancora, i due centri storici, diciamo così, anche se erano già stati uniti in un unico comune, fino agli anni 50 erano separati, i ri erano tutti ancora, scorrevano ancora liberamente, non era stato tombato, tanto che se io forse riesco a, no scusatemi, no, non riesco ad aumentare adesso bene, però qui dove c'è la freccia ci sono dei ponti, con tutti poi i vari giumpatoio cosiddetti, cioè dei sassi posti proprio all'interno dei rivi per poter sorpassare. Quindi come vediamo qua ancora i rii scorrono liberamente, ci sono boschi, ci sono i vigneti, ci sono tutti gli orti addirittura, perché tutte queste aree in verde chiaro erano adibite ad orti e coltivazioni varie per le famiglie, per il sostentamento. Dopo gli anni 50 c'è stata un'espansione rapida del paese, con una conseguente decisione anche di tombare e tombinare pressoché tutto il reticolo idrografico, compresi gli affluenti, gli impluvi e così via. Addirittura c'è anche un canale scolmatore. Questo ha portato delle conseguenze tragiche perché, come ben sappiamo, non avevamo mai avuto eventi di questo tipo, però nel 2013 purtroppo qualcosa è accaduto. Questo è un pluviogramma che praticamente ci indica quali sono i livelli delle piogge durante la seconda alluvione. Come potete vedere, durante la notte ci sono stati dei picchi altissimi. E questa invece è una mappa, cioè praticamente una planimetria di com'è l'idrografia del paese. Quindi questo è il Rio Cucureggio, quello che passa, questa è tutta la pineta, tutto il rimboschimento di conifere. Questo è il Rio Erredere, che passa per il campo sportivo, e qua c'è la confluenza proprio ancora all'interno del paese. Queste sono un paio di foto che ho selezionato, che ha fatto tra l'altro mio padre, che insomma indicano quelli che sono stati i disastri, no? Come potete vedere c'è la voragine qua in via Cavallotti, quella in via Brescia qui che si vede un po' meno, e poi tutta una serie di tonnellate e tonnellate di detriti di grossa e media portata che ovviamente la furia dell'acqua ha portato via. Questo è un edificio da delocalizzare proprio qua sotto, nei campetti, e poi le frane, perché anche le frane sono state una conseguenza ovviamente degli eventi. La viabilità del paese, questo è uno schemino abbastanza semplice che ci indica praticamente che queste sono le vie principali dove passano appunto i rivi, e sono via Brescia e via Brigata Sassari. Quindi il bacino del Rio Cucureggio è proprio l'esempio di come praticamente sia così difficile poter controllare questi eventi, anche se vogliamo, perché il bacino del Rio Cucureggio, come è scritto qua, ha delle dimensioni molto limitate, come vi dicevo prima. Le pendenze sono molto elevate, addirittura arrivano oltre i 90 gradi in alcuni punti, è veramente tantissimo. Le portate sono molto elevate e concentrate e i tempi di corrivazione quindi sono estremamente ridotti. Quindi tutte queste caratteristiche non fanno altro che creare problemi durante questi eventi meteorici straordinari non in quanto meravigliosi ma in quanto fuori dal comune, no? L'uso del suolo, questo invece è un grafico perché praticamente Bitti in direzione nord-est ha all'incirca, diciamo così, una buona permeabilità, anche una buona presenza di vegetazione perché ci sono seminativi e colture per lo più. A ovest invece ci sono più delle zone boschive, mentre la criticità è sempre il rimboschimento di conifere, la pineta. Ha tantissime azioni negative sull'ecosistema, sulla stabilità dei versanti e sulla regimazione.
sull'ecosistema, perché ovviamente non abbiamo più delle specie autoctone come potevano essere il leccio o la sughera, ma sono state sostituite da specie che sono non adatte a questi territori. Sono specie infiammabili durante l'estate, perché ovviamente non tollerano bene queste temperature che comunque d'estate sappiamo bene essere molto elevate, e poi sono anche cioè diffondono più in fretta le fitopatologie delle piante, per cui danneggiandole. Infatti nel 2020 c'è stato anche purtroppo il crollo di qualche albero. La stabilità dei versanti appunto è poco stabile a causa della presenza dei pini, tra l'altro poi non viene sostituita la vegetazione che viene tagliata, cioè dopo che vengono tagliati i pini, e sulla regimazione delle acque, appunto perché, come dicevo prima, la permeabilità del terreno è abbastanza bassa, quindi aumenta anche il ruscellamento, per cui il terreno viene dissestato e così via. Queste sono le risorse però che comunque abbiamo attorno al paese. C'è una buona connessione tra paese e campagna. Questo lo sappiamo, abbiamo una viabilità molto, come dire, diffusa. Certo, non è una viabilità formata da strade, come dire, comode per le automobili e così via. Sono infatti strade locali e non costituiscono però in quel modo neanche una vera e propria barriera per la fauna locale, per esempio. E ci sono anche diverse aree naturali e seminaturali, quali le sugherette, la macchia mediterranea, le leccette, la garriga e così via, nei pressi sempre del paese. Le criticità però sono altrettante, infatti abbiamo appunto, come potete vedere, tutte queste zone qua con reticolato rosso sono praticamente zone ad alta franosità, aree soggette a fenomeni franosi. Il territorio urbanizzato, come potete vedere, è ancora più franoso, e poi c'è sempre il rimboschimento delle conifere che crea sempre altre problematiche. Per di più ci sono delle frane puntuali anche all'interno del paese, insomma. Le strategie progettuali sono quelle di allora, per la stabilizzazione dei versanti, per esempio, si può lavorare con l'ingegneria naturalistica. All'interno del paese si può lavorare con le soluzioni basate sulla natura, oppure con i SUS, che sarebbero sistemi di drenaggio urbano sostenibile. E poi l'idea sarebbe anche quella di stombare, ove possibile, e riportare alla luce i corsi d'acqua, un po' come hanno fatto nel paese di Olzai, per esempio, qua in Sardegna, che è vero che è un paese piccolo, sicuramente sarà stato anche più semplice, probabilmente, rispetto a come potrebbe essere a Bitti, però alla fine hanno trovato una soluzione rendendo anche esteticamente fruibile e anche carino il paese, per il fatto che comunque c'è una canalizzazione esterna, non so, poi avranno anche inserito della vegetazione e così via per migliorare tutto quanto il sistema. Quindi le aree di intervento erano appunto versanti, corsi d'acqua e poi l'implemento della vegetazione. Era della flora mediterranea, per lo più arbusti, tutti sempre verdi. Io poi ho addirittura inserito delle aree gioco, perché appunto questa è un'area che non viene fruita, è un po' in stato di abbandono e di degrado, quindi la gente non ci va volentieri. E dispiace perché tutte le aree gioco del paese in realtà non vengono fruite, quasi tutte, e sono tutte quante tra l'altro nell'area inondabile, cioè lungo il corso dei fiumi. Ma non c'è un lavoro davvero, come dire, pensato, no? Anche per la fruizione delle persone, degli abitanti. E avrei concluso. Allora Chiara, io non so se c'è qualcuno che può avere delle curiosità dopo aver sentito. Come relatrice volevo solo dire 2 parole, perché Naturalmente ha sintetizzato Chiara. ha aiutato tantissimo il progetto, aveva tutta una parte che ben spiegava anche con sezioni, schemi, dettagli, la scelta delle specie, dei materiali. È lì, nello scritto, ci sono tavole, quindi rimane qua in biblioteca, la potete vedere. Volevo solo precisare una cosa, perché da botanico ovviamente ho seguito anche questa parte.
nessuna demonizzazione delle pinete, sicuramente riguardano un paesaggio che l'uomo ha creato, perché la pineta aveva una realtà molto molto stretta legata solo ai settori costieri. E invece poi negli anni del dopoguerra è stata utilizzata questa specie ovunque. Abbiamo riempito tutte le montagne dove avevamo tagliato gli alberi durante la guerra perché bisognava riscaldarsi, bisognava cucinare, bisognava costruire, avevamo bisogno di legname nel periodo bellico. E quindi c'è stata questa grande bella idea di rimboschire. C'erano i pini a disposizione e si sono messi ovunque, senza troppo preoccuparsi in quel momento delle conseguenze. E magari fanno anche parte adesso del nostro immaginario, perché noi siamo cresciuti in un paesaggio, io ripeto da bambina, sono cresciuta in Liguria dove le pinete erano in tutte le montagne, no? Però con le conseguenze che anche lì, come qui, ci sono. Il pino è un albero che ha un apparato radicale molto superficiale, quindi non stabilizza. Se il terreno tende a franare, non ha un apparato radicale che ingabbia. In natura le pinete sono molto rade, lasciano tanta luce e spazio al resto della vegetazione, invece li abbiamo piantati molto vicini spesso, creando quindi un sottobosco privo di altre specie e quindi amplificando i problemi. Sono piante con resine, bruciano benissimo. Se io volessi fare un danno, cerco una pianta che brucia rapidamente e se appicca un incendio, cerco una pineta. Quindi non è... Poi ci sono i parassiti, le malattie, tutto quello che ha detto. È ovvio che l'eliminazione è da programmare ma da fare con fasi, perché non possiamo nemmeno pelare la montagna, no? Quindi suggerisce tanti interventi di questo tipo e perché no, avere un quadro e lavorarci ancora. Questa è una prima parte, qui sarebbe bello se si potesse poi trovare qualche finanziamento per attuare, lavorandoci ancora, qualcuna di queste idee che secondo me poi piano piano potrebbero, anche quell'aspetto del bacino che accoglie l'acqua in eccesso quando piove. Può farlo anche il parcheggio sotto, si tratta di non farci parcheggiare quando c'è un'allerta meteo, e anche quello è uno spiazzo che potrebbe accogliere l'acqua, rallentando il flusso in paese, perché non è che possiamo eliminare il paese, no? E però non possiamo più permetterci danni o persone che perdono la vita in tutta Italia, no? Ma cominciamo quindi a pensarci. Quindi questa era anche... Poi è chiaro che è una tesi con lo sguardo di uno studente e va approfondito, però ci sono tanti dati credo interessanti e utili. No, lei ha inserito Chiara molti dati e naturalmente forse aveva paura di annoiarci, non ha evidenziato stasera. No, volevo anche puntualizzare una cosa, scusami Giù, che non si tratta soltanto nell'architettura del paesaggio, secondo me, di creare come dire, un'area progettata che risolva tutti i problemi. No. Si tratta più che altro di integrare tanti piccoli interventi che possono essere distribuiti in maniera proprio diversa, areale, lineare, quindi magari lavorando sulla strada, oppure puntuale come il microparco, anche perché abiti, le aree verdi presenti all'interno del centro abitato non sono tante, sono veramente poche. Quindi già l'utilizzare quello che è esistente, cioè sono poche le risorse. Si può pensare appunto di deimpermeabilizzare, quindi di levare il cemento, però anche lì c'è tutto un procedimento più lungo per ricreare il suolo e così via, perché quel suolo una volta che c'è identificato teoricamente è morto. Quindi insomma sono lavori che richiedono tanti anni anche, no? Cioè non è che un progetto che magari uno dice vabbè, lo facciamo nel giro di 3 anni è fatto e l'hai risolta. Non è proprio così. Vitti è anche stato difficile secondo me capire quali aree, in quali aree io potessi progettare. Proprio ho scelto quella fascia lungo il campo sportivo perché era la fascia più, se vogliamo, passatemi il termine, più comoda, no? Da utilizzare, perché tutto il resto era già cemento, cioè non è che si può fare veramente un granché. Io non ho l'immaginario di Vitti con un paese con tanti giardini. Vabbè, per esempio, questo così bisogna via. anche capire se ce n'è un'effettiva necessità. Se tu vivi in una città
assediata dalle macchine come Milano e dove intorno hai il deserto del mais, come lo chiamo io, per la pianura e dei capannoni, è chiaro che punti molto, no? Qui avete da un lato anche la possibilità di avere intorno del verde, però certo che è un'area per i bambini o di incontro o che abbia più funzioni a seconda dell'occasione è molto utile. I problemi dell'alluvione arrivano anche da monte, quindi ci vuole proprio un piano, Sì, un piano orale, territoriale, perché non si scarichi a valle un problema che nasce a monte o che si può mitigare a monte comunque. È chiaro che non possiamo buttare giù le case, dove la gente vive. Io però Chiara, prima di continuare a parlare magari del tuo lavoro, volevo chiederti come mai hai deciso di fare questa tesi, perché hai deciso di seguire questo corso di architettura del paesaggio. Ci diceva prima la professoressa che effettivamente è una figura che sono formati, loro cercano di formarmi al meglio, però poi queste figure mancano all'interno del tavolo di decisioni, di progettazione nei vari comuni. Non ci sono, ecco, a parte l'ingegnere, manca poi l'ingegnere ambientale, l'architetto urbanistico e tante altre figure che possono lavorare in sinergia. Pertanto, perché ti sei ingaggiata in questa... Ma io durante la triennale ho fatto architettura tradizionale, poi quando mi sono laureata ero contenta, ma non avrei voluto continuare con la magistrale di architettura classica, nel termine che insomma diciamo. Quindi mi ero presa un annetto buono per pensare a quale specialistica seguire e mi avevano parlato di architettura del paesaggio, mi era piaciuta tantissimo la parte della vegetazione, quindi di integrare la progettazione proprio con il verde, quindi con gli alberi e così via. E da lì poi ho iniziato a interessarmi tutte le questioni anche non propriamente ambientali, soltanto per ecologia, no? Cioè tanto non ecologia la disciplina, ma quando parliamo di no perché è ecologico, la disciplina è meravigliosa, però perché ti fa capire che queste cose sono davvero importanti, cioè noi non possiamo pensare di isolarci dalla natura. Sì. Non l'ho detto, però molti, ho detto prima che non sono molti lombardi o i liguri, no? Vengono da altre regioni dove magari c'è questa laurea, però la peculiarità o ciò che ci differenzia dagli altri 5 corsi di laurea che si chiamano architettura del paesaggio in Italia è che noi abbiamo un taglio molto ambientale ecologico, mentre ad esempio Firenze ha una laurea che è molto più vocata alla progettazione e al restauro dei giardini storici, quindi se qualcuno si vuole occupare di quello è normale che si iscriva a Firenze. Se si vuole lavorare solo sull'ambiente urbano magari si va a Politecnico di Milano o adesso a Torino. Noi abbiamo sempre cercato di lavorare anche nei territori naturali, rurali, nei piccoli centri, perché sì che molti vivono nelle grandi città, ma in realtà soprattutto l'Italia è fatta di tanti e piccoli centri, ognuno con la propria identità e peculiarità e problemi. E quando arrivano degli studenti come Chiara, io spesso li spingo a dire ma perché? Magari dicono no prof vorrei fare una tesi su Milano, quell'area, dico ma perché non facciamo invece un lavoro sul tuo paese? A volte no, perché secondo me c'è da lavorare, bisogna far capire l'importanza anche di queste discipline, se no rimaniamo. Poi è chiaro che gli studenti è libero di scegliere l'argomento che predilige, non sia mai io importi, però per me è un'occasione di crescita e di affrontare problemi anche un po' diversi, in chiave nuova. Alla fine, se lavoriamo solo su Milano, su Roma, su Torino, ho capito. O poi un'opportunità, almeno per me è stata un'opportunità per conoscere tante cose del paese in cui sono cresciuta che non conoscevo assolutamente, cioè come era Bitti in passato, mi hanno raccontato diverse persone di come era prima e mi ha incuriosito tantissimo, no? Il fatto che per esempio ogni rione avesse le sue piccole caratteristiche e così via, o che Bitti fosse circondata da boschi, orti e vigneti, o che fosse piena di fiumi. Cosa che non si vede, cosa che non si vede. Maestra Tonna mi ha aiutato proprio a ricostruire anche la parte storica, no, del paese, di com'era, perché anche per cercare del materiale, delle planimetrie per esempio, dei disegni vecchi, non è, non è stato facile, io non ho trovato quasi niente, purtroppo.
per cui ho dovuto ricostruirmi quella planimetria un po' a fantasia, cioè a sud-est c'erano i vigneti perché più o meno Questo riporta delle testimonianze anche orali o di una foto o di un ricordo. Esatto. Tu hai scritto la tesi dopo l'alluvione del 2020, cioè Certo. quello diciamo che è stato il Io ero motivo che ti ha scossa. stimolato. Io ero scossa già dopo la prima, mi ricordo però ancora ad Alghero e facevo la triennale di architettura. Alla seconda ho detto va bene, ok, cioè è un segnale che la farò su Bitti perché, non lo so, sentivo proprio la necessità, no, di dare magari qualche piccolo contributo al paese, magari verrà dimenticato, non lo so, però intanto Intanto ne parliamo stasera. tanto ne parliamo stasera. Magari Può essere anche l'inizio di un progetto futuro, anche perché lei, oltre che a inserire dei dati, e devo dire che ha fatto un lavoro, come stai dicendo, con difficoltà, dunque sicuramente ti ha preso molto tempo, dai anche dei consigli, come in qualche modo si è capito dalla tua presentazione, che possono essere anche dei consigli molto interessanti. A volte la sua figura, come abbiamo detto, architetti del paesaggio non fanno parte dei tavoli di lavoro, che soprattutto nei comuni che hanno subito l'alluvione. E può essere questo un modo per prendere spunto da un consiglio, può essere anche un'idea innovativa. L'idea di Chiara è secondo me molto interessante. Dall'alluvione si può partire, anche magari diventando più bello, non si sa mai, perché no? Si possono ricostruire e riqualificare delle zone che magari in qualche modo possono diventare esteticamente, oltre che più funzionali, più belle. È una delle tante Più cose sicure indicate, anche. più sicure, indicate nella tesi è questa. Certo non è una tesi che possiamo distribuire perché non è un romanzo, non è come quando presentiamo i libri, la tesi resta giustamente in archivio in biblioteca, per chi vuole comunque ha il piacere di sfogliarla deve venire qua perché giustamente è di proprietà in questo caso della biblioteca. Non lo so, c'è qualche domanda? Comunque rimane un patrimonio anche, non si sa mai, a volte escono dei bandi di qualche anche fondazione, di qualche cosa, adesso piace l'idea di riqualificare un parco, uno dice cavolo c'è il bando, ma non ho neanche uno straccio di progetto, anche solo di massima, poi l'esecutivo magari è un po' diverso, però per fare due conti, che cosa devo fare, cosa devo comprare e poter partecipare a un bando. E allora avere qualche tesi che può servire da spunto potrebbe essere utile anche a questo. È successo, è capitato che alcuni delle idee esposte in qualche tesi di qualche mio studente poi sia stata la base per costruire una richiesta di finanziamento o rispondere a un bando e vedere poi un'opera realizzata, ripeto, diversa dal progetto, perché poi quando lo devi fare devi misurare delle cose, però almeno avevi un qualcosa di base per chiedere, no? Dei finanziamenti e per pensare a fare qualcosa. Certo, poi come ha detto lei giustamente, questo qua era il mio punto di vista già da studentessa, no? Adesso magari lo riguardo e non lo apprezzo nemmeno più tanto come lo potevo vedere E poi inizialmente. devo dire Poi, anche un'altra cosa, l'ultimissima, poi faccio parlare. Purtroppo l'anno in cui tu hai cominciato e poi sei andata avanti, c'è stato il Covid e il lockdown. Io sarei venuta anche volentieri perché tendenzialmente vado almeno a fare qualche sopralluogo con i miei tesisti, perché per seguirli meglio devo conoscere la realtà. Io conoscevo non specificatamente Vitti, ho studiato molto le coste della Sardegna da ragazza perché avevo un dottorato di ricerca che ho seguito con l'Università di Catania sui paesaggi costieri mediterranei. Però all'interno della Sardegna lo conoscevano non così bene, quindi avevo a volte difficoltà a rendermi conto delle cose che mi raccontava Chiara, e questa è stata un'altra difficoltà, essersi laureata e aver approcciato il lavoro di tesi in un periodo anche difficile da quel punto di vista. E l'alluvione, il Covid, mancava l'invasione del Cavallette, ma che poi è arrivata, e abbiamo avuto delle teorie. certo, tutto, e quindi c'è stata un po' questa difficoltà di queste nostre lunghe giornate a distanza con quel video che non ne potevo più. mamma mia. E inquadrami lì, allargala, non vedo questo, un po' di difficoltà, però superata alla fine.
C'è qualcuno che vuole fare una domanda, una curiosità, chiedere a Chiara? Bustiano, prego. Vabbè, sono costretto a parlare in italiano perché c'è il signore, altrimenti io non lo parlo mai. Dico che questa tesi sarebbe stata opportuna anche prima, diciamo così, che venissero progettati gli interventi, perché abbiamo appreso tantissime cose oggi sulla pineta, per esempio. È una informazione molto interessante, ma sarebbe stata anche una informazione molto interessante per le opere che sono state realizzate ultimamente a Bitti, cioè le ultime piazze che sono state realizzate non hanno capacità drenante, anzi capacità drenante zero. Quindi probabilmente i progettisti che sono stati incaricati di questi progetti avrebbero dovuto tenere conto di queste informazioni, ma non ne hanno evidentemente tenuto conto. Quindi io penso che perlomeno d'ora in poi si terrà conto di questo, perché dobbiamo aumentare le superfici drenanti, altrimenti se cominciamo a fare piazze belle eccetera eccetera ma poco drenanti, alla fine non stiamo andando nel verso giusto, ma stiamo rifacendo quello che abbiamo già fatto prima. Quindi complimenti per lo studio. Da un lato chiedo di depavimentare, mi depavimentano un pezzettino così, e poi dove c'è un campo agricolo fanno schiamate di cemento di là, e quindi succede dappertutto. La visione purtroppo, o la comodità, a volte si fanno aree impermeabili anche perché è più comodo mantenerle dopo, no? Perché su quello spianata non ci cresce un filo d'erba, basta lavare, e non si tiene conto però delle conseguenze magari negative in alcuni momenti, ma anche solo quando fa caldo in quell'area, che poi lo ributta fuori, e stiamo aumentando le temperature, tutto. Pavimentazioni con colori diversi, più drenanti, aumentare il verde è anche un beneficio sulla temperatura. Però a volte ti rispondono: ma abbiamo sempre fatto così, e questa è una cosa che dico: sì, è bene recuperare pratiche classiche se si tratta di cibi della tradizione e di altro, però abbiamo anche fatto dei tentativi negli anni 60, non a caso io vengo dalla città, da Genova, dove crolla un ponte, no? Fatto in cemento. Quando piove, Quando piove io ho perso auto, ho perso beni, ho perso una casa in ogni alluvione di Genova, quindi so bene e vi comprendo. E però poi quando si rifà. Non impariamo neanche dagli errori, in poche parole. Invece che imparare dagli errori. Volevo finire l'osservazione poi sulla questione dell'intervento sulle strade che sono già pavimentate. Certo, è un'operazione estremamente difficile, specialmente perché ci sono pendenze molto elevate, e anche perché poi con pendenze così elevate anche uno strato drenante non è che sia così efficiente con pendenze così elevate, insomma. Cioè, semmai dobbiamo cercare di intervenire sulle superfici che sono con pendenza inferiore, tipo quella della zona del campo sportivo e così via, che sicuramente quella è una zona dove intervenire, e qualcuna, diciamo così, della zona bassa di Bitti, ecco, che potrebbe anche lì intervenire sulla pavimentazione. Sui viottoli di Montemanno, eccetera, eccetera, penso che sia... O si rallenta col flusso a monte, sì. O se no, se piove così tanto in così poco tempo. Ma lì non ci sono stati danni. A Montemanno no. Magari nella parte storica no, perché i nostri antenati costruivano, avevano meno tecnologia, ma costruivano sulle zone che non franavano per imparare, avevano senso. Dopo noi abbiamo inventato tante tecnologie, abbiamo pensato che potevamo costruire ovunque e vincere ogni cosa col cemento armato, in realtà non è così. Non è proprio così. Spesso, poi non è sempre detto, però i nuclei storici sono a volte quelli meno toccati da questi eventi. Volevo
fare qualche considerazione. Innanzitutto complimentarmi con Chiara, quindi conseguentemente anche con la professoressa. No, ma il lavoro di Chiara. È il lavoro di Chiara, ma sicuramente con le direttive degli insegnanti. Ma stavo pensando un po' di uscire dal nostro borgo, dal nostro piccolo borgo, insomma, partendo da una considerazione che questa è una novità, almeno io la prima volta che sento parlare di architettura del paesaggio, è una novità che secondo me doveva arrivare anche prima, in modo particolare nella nostra isola, perché se andiamo a vedere nel passato il paesaggio è stato stravolto già abbondantemente, che so, fine 800, prima del 900, interi boschi sono scomparsi, servivano per fare le traversine anche nella Liguria, anche in Toscana, che dicevo. Interi boschi sono scomparsi, oppure per alimentare le locomotive che poi servivano di cose sante, sacrosante. La mobilità era importantissima, però la Sardegna ha pagato già allora, ha pagato ed è particolarmente importante adesso perché probabilmente corriamo il rischio di pagare ulteriormente in Sardegna in modo particolare. Già noi abbiamo dato parecchio in questo paese, insomma. Sì. Ci sono anche cause storiche, culturali. Non è che tanti di noi sono stati amministratori, forse abbiamo contribuito anche a tombare quei fiumi, insomma, ma in passato, quando non si pensava che sarebbe sopravvenuto questo clima, e quindi voglio dire, ecco, questa figura... Nessuno si lavorava così in base ai dati che si possedevano Certo, in quel momento. Quindi certo, ci sono anche dati, cerchiamo di considerazioni di natura storica e economica, perché certo. lungo i fiumi che attraversano Bitti, per esempio, ci sono dei locali enormi, adesso sono completamente chiusi, ci sono dei locali enormi dove veniva conservato per la stagnazione il formaggio. Questo era un paese che campava viveva soprattutto di pastorizia. Certo. Ecco, adesso questo tipo di lavorazione non esiste più, quei locali ci sono ancora, sono esattamente sotto i fiumi. Per l'umidità magari. Per l'umidità, certo, perché veniva tenuta c'era una certa temperatura. Stabile. Però per tornare al discorso, Potrebbero essere casse di espansione sotterranee rinforzate dell'acqua. E bisognerebbe appunto anche sfruttare questi spazi, magari per contenere l'acqua in eccesso sotto. E poi da rilasciare piano piano. sono locali privati, sono tutti quanti locali privati, però a suo tempo, quello è il problema. a suo tempo l'amministrazione comunale dava le concessioni edilizie a condizione che si costruisse, che si chiudesse l'argine, che si poteva consentito costruire ai margini del fiume. Oggi non sarebbe, ci sono delle leggi, oggi non sarebbe più possibile, però allora era consentito. Però stavo facendo la valutazione, anche riflettendo fra me e me, che oggi più che mai questa figura dell'architetto del paesaggio è particolarmente necessaria, perché se prima i danni sono stati del taglio dei boschi, delle foreste, eccetera, oggi altrettanti danni possono arrivare dalla fame di energia di cui ha bisogno l'uomo, e quindi intendo intere distese di pannelli solari oppure di quei giganti dell'eolico, insomma, ecco. Quindi credo che una figura come questa debba partecipare. Anzi, il problema energetico è un problema che stiamo affrontando anche nei nostri corsi. Io Pianura Padana adesso si sta per esempio facendo molto l'agrivoltaico, che poi in realtà è tutto finto, cioè non è che ci coltivi, ci metti solo i pannelli solari, quando abbiamo miliardi di capannoni industriali con i tetti vuoti, cioè tanto cominciamo a mettere su capannoni industriali del nord, scusate, prima di rovinare i paesaggi meravigliosi che abbiamo, che non vorrei fare altri scempi in zone così. Pienamente d'accordo. Capannoni
va bene, ormai tutto, la logistica è uno dei business, perché ovviamente c'è solo merce che viaggia, no? Dai semilavorati al lavorato, al prodotto finito, al prodotto che arriva dalla Cina, quello che ordiniamo noi, ma una piccola quota con le piattaforme, e quindi ci vogliono sempre poli logistici per lo stoccaggio e lo smistamento. Però li fanno di nuovo con prefabbricati, con poca tenuta sul tetto, e quindi non li coprono. Però io dico no, basta, lo mettiamo a terra e non roviniamo spazi. Cioè, prima di arrivare lì dobbiamo veramente essere affamati, cioè per me è l'ultima spiaggia quella. E sull'eolico ci sono anche mini pale, si possono mettere al largo in mare, si possono fare soluzioni diverse piuttosto che rovinare, perché tanto rovinare anche, perché comunque per mettere una pala eolica devi fare poi tutte le strade, i servizi, i cavi, le cose, quindi non è solo il fatto estetico. Purtroppo tutti i giorni leggiamo nei giornali che in Sardegna, anche da quel punto di vista, stanno costruendo un po' dappertutto di questi... Sì, però noi abitiamo a Ottana, io e il mio compagno, anzi abitiamo a Colofana e poi siamo stati a Ottana per lavoro entrambi. C'è una distesa incredibile di pannelli fotovoltaici, cioè ettari e ettari e ettari. Però ogni mi giorno bruciano di bruciano. qualcuno. Sì. E a me non mi va bene questa cosa. Certo, Scusate. bruciano la vegetazione Io sono esistente, famosa per spiano fare le lotte per mulini a vento, però alla fine qualche cosa ha spunto. Altra cosa che non concepisco è il fatto che sui tetti dei grandi palazzi e dei condomini ci voglia l'unanimità per mettere i pannelli solari. E questa, vabbè, ci arriveremo prima o poi, perché io parlo di esperienza personale, ma non è solo la mia. Abbiamo dovuto recentemente rifare il tetto della casa di Milano, ma la maggior parte dei proprietari ha quelle case solo per business, per dare in affitto, e non voleva sobbarcarsi la spesa dei pannelli solari, no? Adesso si sono pentiti, perché staremo con l'aumento delle bollette. Però voglio dire, anche il nord, cioè c'è pieno in Germania sulle case di pannelli solari, avranno meno ore di luce di noi e meno possibilità, cioè possiamo, adesso poi fanno dei pannelli molto piccoli, dimensioni anche veramente piccoli, che si possono mettere, che hanno la stessa forma delle tegole, no? Quindi anche nei tetti degli edifici storici si possono integrare senza cose mostruose, cioè ci sono molte tecnologie. Io dico, prima di rovinare intere vallate, pensiamoci, la Spagna sì, è vero, lo leggiamo sui giornali, ha fatto investimenti, però i pannelli li ha concentrati in aree veramente remote dell'interno della Spagna, quasi desertiche, perché c'è una parte a sud che è praticamente quasi un deserto, e li ha concentrati in quel punto, non ha certo messi in zone costiere o in zone storiche o in zone rurali, perché non ci hanno pensato. Quindi secondo me stiamo un po' navigando di nuovo, ho paura degli errori che si possano fare in questo senso, di riempirci. A volte sembrerebbe quasi che siamo contrari all'energia rinnovabile. No, non siamo è contrari, così. per niente, io credo che nessuno lo sia, energia pulita. Certo. Ormai ripeto, ci sono tecnologie per cui veramente il pannello solare è integrato nel vetro delle finestre. Cioè, ci sono ormai tecnologie all'avanguardia, però in Italia abbiamo delle regole per cui è difficile, cioè c'è un proprietario e deve farlo lui. Non parliamo degli edifici poi pubblici che dovrebbero essere i primi a dare l'esempio, ma non si hanno soldi per investire, per migliorarli, teniamo i nostri figli, nipoti in edifici scolastici anche fatiscenti, figurati di riflettete nei pannelli, cioè ti danno soldi neanche per... Però sì, però lottiamo perché non roviniamo ulteriormente la natura, cerchiamo di farla questa cosa. Io per quel che posso parlo sempre. La tesi di Chiara potrebbe servire, le tesi di Chiara o di altri? O di altri, stanno lavorando anche su tesi sul fotovoltaico. La parola a Diego Asproni. Sì, io volevo fare una domanda a Chiara, intanto ti faccio i complimenti Chiara, molti auguri per il tuo lavoro. Mi interessa la parte nella quale tu presentavi
la zona a ovest del paese, cioè la Pinetta, Sì. le due parti, diciamo così, che racchiudono il triangolo del paese, e con la piantumazione dei pini, no? Ci sono delle immagini prima degli anni 50 dove tutti e due i versanti sono completamente spogli, ma non solo i versanti sopra il paese, ma dappertutto. La conseguenza del taglio di cui si riferiva Franco Donetti, taglio delle grandi piante e poi taglio del carbone. Ma mi interessa se nella tua tesi c'è il riferimento alla possibile modifica del tipo di piante che attualmente sono destinate a pino. Io ricordo che la Pinetta ha avuto una sua funzione dopo la guerra, perché i cantieri di lavoro per i disoccupati erano quelli, c'era molta disoccupazione, allora venivano impiegati per piantumare appunto nel nostro paese i due versanti a pino. Sono stati piantumati con i semi e mi ricordo che da ragazzo eravamo stati invitati a portarci con il primo taglio, dopo 10 anni dalla semina, eravamo stati invitati a portarci le piantine alte appena 60 centimetri come alberi di Natale a casa, no? Okay. E c'era il cantiere di lavoro, allora siamo nel 1960. Ecco, ho visto una parte del tuo progetto specifico presentata anche in questa immagine riferita a Via Brescia, quella della zona del campo sportivo. Ma c'è anche qualche riferimento della possibilità di risanare questi due versanti attualmente a pino, ormai malati, ormai esageratamente alti, In realtà, in pericolo? Se c'è qualche riferimento, c'è, se mi può rispondere. Certo, in una tavola che sicuramente già di quelle delle strategie progettuali c'era una relazione, perché mi aveva passato il comune, una relazione sulla Pinetta proprio, eccola qua, dove in realtà è stata divisa praticamente la Pinetta, tutta quanta l'areale della Pinetta in diversi settori. In alcuni settori predominavano alcune specie di pino ancora, ma già in altre dove magari i pini sono stati abbattuti, qualcuno è caduto e così via, già si sviluppavano, certo, cioè si sviluppavano ancora altre specie che sono dette pioniere, cioè che preparano praticamente il terreno, sarebbero degli arbusti per lo più, della macchia mediterranea, il lentisco, che preparano poi il terreno in fasi successive a quella che poi sarebbe la fase di successione vegetale finale, che sarebbe quella qua da noi a Quercus silex, quindi il leccio praticamente. Ovviamente non sarebbe una cosa che si può aspettare in 5-10 anni, ecco, però già ci sarebbero specie come la laterno, la ginestra, un'altra era la Calicotome villosa, se non la mi sbaglio. Calicotome villosa, la laterno, l'Aranus, sì, la Pistacea lentiscus. Sono tutte specie pioniere, no? Che preparano il terreno appunto a specie che sono più complesse come il Quercus silex. Creano suolo. Esatto. Allora, i casi sono due: puoi fare rimboschimento già con i giovani lecci, Quercus silex, con un po' di arbusti, e poi velocizzare l'operazione. Oppure puoi per settori eliminare i pini cominciando dai malati, diradandoli e lasciando fare alla natura. La cosa si può fare, certo per arrivare poi ad avere il bosco ci vuole più tempo, però nel frattempo non scopri completamente e non elimini gli alberi del tutto, che comunque ospitano i nidi degli uccelli, di altre cose, quindi si possono pensare interventi di tipo diverso. La vegetazione, il suo dinamismo nel Mediterraneo comunque è più rapido rispetto a zone montane o alpine, dove le temperature rigide e gli inverni lunghi fanno sì che la vegetazione evolva in tempi molto più lenti. Un tempo si diceva per arrivare al bosco ci vorranno 100 anni, nel Mediterraneo te ne bastano 20-25. E quindi tu puoi un po' velocizzare, già una decina d'anni puoi avere un boschetto. Ripeto, lo fai per settori, a partire da quelli dove c'è già un po' di evoluzione, partendo dagli alberi più vetusti che poi potrebbero crollare con delle piogge o delle frane
e arrivare a valle, quindi parte dai piedi più grandi. Infatti i settori che hanno già Comunque qualche ci vorrebbe un specie pioniera. forestale, io non sono forestale, sono un botanico, no, mi occupo anche di quello, però sui piani di forestazione si possono fare, una domanda interessante. Certo, ma questa. infatti c'è il settore della pineta, quello che poi va verso il cimitero, che è quello dove sono già sviluppate quei tipi di vegetazione pioniera, già degli arbusti e così via. Ci sono alaterni, vedo, frassini, lecci. Perché l'hanno nella Nell'esposizione relazione, un po' più sciappina, sì. che infatti è la parte più sfoggiata questa, perché questa è la parte più sfoggiata. C'è qualche altra domanda? Sì, Sì. allora, Aspetta, Sì. Giorgio. Cioè, No, prego. Allora, la mia è una domanda più, diciamo, tecnica, più che altro capire come mai hai scelto questa piazzetta come area di progetto, perché prima nella presentazione, nelle slide precedenti, hai fatto vedere più o meno tutto il master plan, dove arrivava, fino a dove, e mi aveva incuriosito in realtà Piazzetta Nera. E la domanda è del fatto che uno, quando per esempio hai descritto un po' questa piazzetta, hai parlato del fatto che obiettivamente adesso è un po' abbandonato e tutto, però nel senso, nella mia risposta personale, da come ho vissuto il paese, quel poco che ho studiato anche, è per il fatto che secondo me questa piazzetta è stata abbandonata per due motivi, nel senso non da parte dell'amministrazione ma anche della popolazione civile, certo. perché io mi ricordo bene proprio questa piazza da bambino, non ci giocavo io lì, però ci giocavano tutti gli altri miei compagnetti, io ero della zona di Scantaro e mi ricordo che era frequentata, quindi lì dove hai fatto adesso quella cosa area gioco anticaduta, lì lo utilizzavamo come campetto da calcio, era scomodissimo perché tutto in discesa. Però oggi, nella situazione attuale, per via dello spopolamento anche che stiamo vivendo, quest'area qua si trova in mezzo a due, tra virgolette, fuochi. Uno, il nuovo polo che di fatto si è creato grazie alla pista intorno al campo, che quindi troviamo persone di tutte le generazioni, dei bambini piccoli, le mamme e tutte le persone che vanno a fare la camminata, io stesso. E poi ho notato che invece nella piazzetta lì a Coconeto si è creato il polo dei giovani adolescenti un po' ribellini, che quindi se ne stanno lì al buio tranquilli, e questa cosa si trova in mezzo tra due punti. Sì. I giovani non ci andrebbero perché c'è troppa abitazione e gli adulti preferiscono stare lì perché ci sono i bambini che possono seguire, è più aperto, c'è il campo sportivo, quindi vedono anche gli altri figli che giocano a calcio. Certo. Quindi quando hai, tra virgolette, adesso magari nella presentazione si è andata molto velocemente, hai accennato qualcosa, anche la professoressa ha accennato qualcosa su Piazzetta Nera, come dire, come mai hai scelto di parlare di questa qua che era di fatto un giardino già progettato e sviluppato, infatti ho visto che comunque hai tenuto più o meno la stessa trama, invece come dire di fare una proposta di Piazzetta Nera che di fatto è il tabula rasa, letteralmente, e ovviamente sempre nella mia ottica di non dimenticarci che comunque quello lì è usato come parcheggio e piace comunque abbastanza come parcheggio. Però sarebbe stato interessante fare un qualcosa lì, forse, non so se magari tu durante il percorso hai pensato, se eventualmente quando hai pensato a Piazzetta Nera cosa ti era venuto in mente e come mai hai scelto questa rispetto a Piazzetta Nera. Ok, allora Piazzetta Nera fa parte sempre nella parte centrale di una prima area di progettazione, cioè sarebbe quell'area che poi diventerebbe un parcheggio permeabile, quindi con molte aiuole e diversi alberi. Lo terrei comunque sempre a parcheggio perché so che ormai il paese, come dire, si è settato su quel tipo di utilizzo, no? per la piazzetta. Il parco giochi, perché a me mi incuriosisce tantissimo, per esempio il salto di quota che c'è presente, no? La scala a chiocciola, cioè è una cosa curiosissima. Poi un parco minuscolo, sì, cioè ci sono 9 metri di salto di quota dal punto di quota 0 che io ho visto, che ho individuato, 9 metri addirittura. Poi il discorso probabilmente, guarda, nella progettazione è così, soprattutto magari di una tesi, non vai a progettare una cosa come appunto diceva anche la professoressa, una cosa che deve essere assolutamente resa così anche nell'esecutivo, può cambiare un po' tutto in corso d'opera, no?
il discorso è una qualche proposta. Poi giustamente io il paese non lo vivo più tanto, come Maria adesso tu mi stai dicendo queste cose, che tra due fuochi c'è una zona più a nord del campo sportivo che viene utilizzata un po' da tutte le fasce d'età, mentre invece la piazza dei Coconelli più dei ragazzi giovani, adolescenti e così via. Io queste cose un po' le noto meno, capito? Quindi ma in un progetto che si dovesse fare, sicuramente ormai i progetti vengono tutti partecipati, per esatto. cui ci si riunirebbe interrogando, coinvolgendo i cittadini. È ovvio che perlomeno nel mondo ideale si fa così, Esatto. che non cali dall'alto un progetto senza coinvolgere chi lo deve vivere, La perché struttura sennò del rischiamo paese, di l'utilizzo sbagliare. urbanistico del paese è cambiato molto dopo Certo. la riunione, perché non era così, nel senso che comunque la parte del campo sportivo si sta vivendo ora perché non c'è stata, abbiamo perso una parte per i bambini perché si trova proprio nella zona che è stata più colpita, dunque è stata una migrazione quasi costretta nel parco giochi, perché io sono la prima al parco giochi al campo sportivo che sono la prima ad andarci. Questa è una piazzetta che non viene utilizzata secondo me perché io non so, non sono una botanica, ma probabilmente gli alberi che ci sono attirano una quantità esagerata di uccelli che creano un problema veramente di inquinamento, dunque è impossibile utilizzare i scivoli di questa piazzetta, perciò una riqualificazione di questa piazzetta secondo me sarebbe opportuna, perché il paese, per quanto piccolo sia, si sviluppa in modo esteso e dunque poter utilizzare tutte le aree urbane, soprattutto quelle poche parte verdi che abbiamo, è fondamentale secondo me. Cioè se ci sono 2 o 3 piazzette che si utilizzano, l'essa centrale di Piazza Coconello, perché no? Ne abbiamo 3 o 4, la gente si divide, è vero che siamo pochi, però secondo me se questa piazzetta fosse riqualificata verrebbe utilizzata nuovamente. Come ha detto poi Chiara, nasce tutto questo lavoro nel 2022-2023, una visione di una ragazza anche abbastanza giovane che probabilmente mancava anche un po' dal paese, però credo che sia una visione molto interessante. Certo è che le figure come quella dell'architetto urbanistico mancano e pertanto questi consigli che potrebbero essere anche, che ne sono illuminanti e potrebbero servire per rivedere un po' dopo l'alluvione il paesaggio, l'assetto urbanistico del paese, perché no, potrebbe essere uno spunto. Per esempio anche visto l'edificio che hanno buttato giù a fianco al bar di Biondo, no? Anche lì avevo pensato in una fase precedente della progettazione sempre a creare dei punti permeabili. Ci sono passata da poco, l'hanno rivolta quanta ripavimentata e così via. Quella è l'ultima piazzetta che è molto bellina. È tanto carina, però non ha sempre, non soddisfatto i criteri di permeabilità e così via. Esatto. Sì, prego. Il sindaco che ringrazio per la presenza. Allora, intanto mi scuso per il ritardo, ma l'avevo annunciato perché avevamo a loro la presentazione del piano socio-assistenziale 2026-2028, è una cosa programmata da tempo, io dovevo coordinare i lavori e quindi non potevo mancare. Non posso dire che mi complimento con Chiara perché non ho ascoltato tutto, però ci siamo visti più volte quando lei stava predisponendo, spero che l'ufficio tecnico sia stato utile e generoso nel dare informazioni perché insomma c'è bisogno di parlare di questi argomenti e di entrare nel merito. Alcune poche considerazioni rispetto a quello che ho ascoltato. Parto dalla pineta. Sulla pineta, intanto la pineta noi l'abbiamo conosciuta come una pineta privata fino al 2012, 2011-2012, adesso non ricordo precisamente la data. Attualmente una buona parte della pineta è stata acquisita al patrimonio pubblico, nel senso che tutto il tratto che va dall'incrocio per la strada per Galefo, da Solito, diciamo, fino ad arrivare a Bonaera, in buona parte, è al patrimonio pubblico, con un enclave di una proprietà che noi stiamo cercando di acquistare, 2 ettari di terreno che è ancora privato. Questa pineta è già interessata a 2 interventi già finanziati. Uno che stiamo seguendo proprio in queste settimane, abbiamo grandi difficoltà a sbloccare il finanziamento, e l'altro ce l'hanno appena a sbloccare proprio il cantiere con Argea, e l'altra è stata progettata dal Corpo Forestale per un intervento di 1 milione di euro che prevede esattamente quanto stavate dicendo, perché ormai si lavora così. Questo è stato finanziato da parte di Tepilora e quindi stiamo predisponendo gli atti perché entro la fine dell'anno
possa partire fondamentalmente un cantiere importante di, non mi soffermo sugli aspetti di dettaglio perché potrei dire fesserie, però è chiaro che è un elemento nevralgico per la salvaguardia del centro abitato. La questione urbanistica, è stato detto bene, cioè noi abbiamo delocalizzato quello che era l'area del gioco per i bambini che conoscevamo al parco giochi a seguito della riunione 2013, l'abbiamo spostata al campo sportivo provando piano piano a infrastrutturare, e sempre di più dovremo fare in quell'area lì. Anche i lavori del campo sportivo di quest'anno vanno tutti in questa direzione. Il parco giochi sarà a breve interessato da un nuovo cantiere, quindi è chiaro che oggi il paese in diminuzione, meno risorse, meno gente, ma nei prossimi anni, nel prossimo decennio più o meno, il paese sarà interessato da una vera e propria rivoluzione dal punto di vista degli interventi di natura pubblica, perché gli interventi finanziati sono 94 milioni di euro, ma non finanziati, per modo dire, finanziati con le risorse, con i progetti che uno a uno stanno andando avanti. Questi porteranno certamente negli anni finalmente ad avere uno strumento di mitigazione, non si dice mai piena messa in sicurezza perché la mitigazione mitiga, non elimina mai, a mitigare quello. non elimina mai il rischio che completamente, però di mitigazione. E questo imporrà enormi sacrifici, perché noi ci ritroveremo le strade con i cantieri dove avevamo chiuso, riaperte, tutta una cosa che ci porterà di nuovo a trovare e a cercare nuovi spazi. Per cui il progetto di questa piazza, che è vero, ha detto bene Giuseppe, mi pare che ha detto è stretta oggi tra due poli, tra virgolette, no? Il parco giochi che è ritornato un po' a vivere e l'area sportiva che oggi accoglie tutti i ragazzi, non solo i bambini, da 0 a 18 anni, più o meno, in più la gente che va a camminare, eccetera, si è concentrato molto lì. E poi il parco giochi. Noi abbiamo piazze che sono state completamente abbandonate, non si vede più un bambino a giocare in Piazza Nova, è rarissimo, sono diventate il posto dove uscire, camminare, quando ci sono le feste, è stata la piazza degli anziani più che dei ragazzi. Così come l'alluvione ci ha anche spostato da altri luoghi, piazza De Sucantaro, nonostante sia più carina di prima, ma il fatto che manchino gli alberi, perché sotto c'è il canale, quindi abbiamo dovuto stirpare, l'ha resa una piazza inutilizzata, cioè non c'è mai non si vede mai nessuno se non qualcuno del vicinato. Così come abbiamo abbandonato Piazza Tonello, che si trova anche essa sopra un canale e quindi attualmente è stata letteralmente abbandonata perché dovranno partire i lavori e forse in attesa che partano i lavori ce ne dovremo occupare un po' di più perché è diventata un problema per chi ci vive, questo lo dico, che le conseguenze dell'alluvione ce le stiamo ancora trascinando. Per cui, ecco, voglio dire questo, il paese dovrà essere anche un po' reinventato e magari finiti i lavori, fra 10 anni, spero, fra 10 anni che sia tutto finito, magari noi ci troveremo a vivere in altre piazze che oggi non stiamo vivendo. E magari questo spazio che ha una sua strategicità, perché è grande, perché è facile da raggiungere da tutte le parti del paese, da Biti, da Gorofai, da Grumur, si trova vicino al campo sportivo, perché no? Perché non può diventare questo spazio? Io penso che sia giusto pianificare, sia giusto anche immaginare, poi a volte le cose non si fanno, si pensano e basta, però... Nel futuro bosco al posto della pineta si può anche integrare un piccolo sentiero, andarci a camminare. Noi idealmente le avevamo anche già realizzate. Nel momento che tu sai che hai messo in sicurezza, che non è... che... noi le avevamo già realizzate, perché certamente, però noi poi ti avevamo vengono fatto giù, il sentiero piccolo, però certo, molto carino, che faceva ad Anello, che partiva da Sulittu, ed è bello, saliva alla chiesa di Sant'Anna, giù stavamo Claudio. iniziando ad abituarci ad andare. Io ricordo Era anche bello. che si vedeva gente che andava. L'alluvione Per quello che dico. Lo spreco incredibile. L'alluvione ce l'ha buttato giù e noi, con tutte le cose che c'erano da fare, un po' abbiamo lasciato ci sono delle cose che abbiamo lasciato, che sono indietro, che non abbiamo fatto. Un problema a volte delle cose che vengono realizzate è anche la manutenzione nel corso degli anni. Però noi lì, realizzare tante cose e non riuscire però noi poi lì a stavamo ottenere. riuscendo a garantire la manutenzione perché andiamo al cantiere, magari una volta, 2 volte l'anno, non era, però era un posto che quasi si teneva da sé.
Perché, soprattutto perché la gente ci stava andando, quindi trovare un sentiero fondamentalmente pulito, non trovare un sentiero sporco qualche volta. Però ecco, voglio dire che Chiara, il tuo lavoro ci aiuta a ragionare sul paese, parlarne di più. È un limite che abbiamo sempre gli amministratori, quello di parlare anche troppo poco pubblicamente di certe cose, perché soprattutto queste del sistema idrogeologico sono progetti così di natura tecnica che spesso i nostri desiderata non trovano spazio, perché altrimenti non si arriva ad approvarlo. Però voglio dire questo: Bitti oggi è uno dei pochissimi paesi, in Sardegna, pochissimi, credo che si continui in una mano, che ha un piano di mitigazione dei rischi idrogeologici. È difficilissimo chiuderli, bisogna fare dei sacrifici, però bisogna anche iniziare a fare le opere, e quindi speriamo che partano il prima possibile, e magari nel prossimo futuro gli amministratori che verranno potranno anche valutare meglio progetti di questo tipo, che certamente qualificano il paese. Scusate, Giorgio Bitti, prego. Io mi complimento intanto per il lavoro, è veramente bello, molto interessante. Però io sposterei un pochino il discorso, soprattutto sui bacini imbriferi. Ce sono due, essenzialmente. Uno di RD e imbriferi. Quello di RD, chiamiamolo così, o sul ponte Macarronare, oppure l'altro è quello di Cucuretto. I pericoli maggiori vengono soprattutto dalla versante di RD, perché è un bacino imbrifero molto più grande e si trova di fronte a un certo punto il fiume viene tombato. In 2 punti addirittura. In 2 punti. Io avevo un pochino di tempo allora e dopo le 2 alluvioni mi sono fatto un giro per controllare un pochino tutti i movimenti che ci sono stati, sia del terreno ma anche di altre cose. Ebbene, allora un primo dato riferito alla prima alluvione 2013, hai riportato un dato 162 mm. Parlo di problemi tecnici, 63 insomma, intorno a questo. Io avevo un altro dato, 264 mm di pioggia. Allora, noi nella prima alluvione abbiamo avuto una fortuna incredibile. Incredibile. Per quale ragione? Perché la quantità d'acqua che è caduta nella pineta, va bene, era completamente diverso rispetto a quello che è caduto nel bacino invece di come si chiama, di RD. Naturalmente non avevo un dato dello strumento, va bene, che misurava, però osservando il terreno, osservando la piegatura delle piante, via discorrendo, l'acqua sicuramente caduta in quel bacino era stata proprio forse la metà. E quindi da questo punto siamo stati fortunati. Per quale ragione fortunati? Perché scendendo a valle poi dove era tombato il fiume ha formato un lago, e per fortuna appunto è caduta la metà dell'acqua sicuramente in quel fronte, altrimenti via Brescia l'avremmo salutata sicuramente. Quindi gli interventi risanatori, gli interventi devono essere fatti soprattutto in quel fronte. Certo, la pineta, perché è stata messa la pineta? La pineta è stata progettata subito dopo la guerra, perché io ricordo da ragazzino che lavoravano già intorno agli anni 50, metà anni 50. Quella pineta poi è stata completata negli anni 80, dove si facevano come si chiama, si riversavano lì gli disoccupati per poter gestire la pineta. Sicuramente quando hanno messo su la pineta non avevano le informazioni che abbiamo oggi. E chiaramente dovevano mettere delle piante a rapido crescimento per poter avere una copertura vegetale. Ricordo un fatto storico però molto importante. Tutto il fronte che sta attorno a Bitti era occupato da ginepro. E la pianta del ginepro, sappiamo come si sviluppa, che crescita e via discorrendo. Poi è stata fatta fuori, era completamente spoglia, diciamo negli anni 50, quello che ricordiamo noi.
Il problema adesso è sempre, delle alluvioni è sempre a monte e tutti gli interventi di regimazione idrica vanno fatti lì. Io faccio qualche critica un pochino anche agli interventi che vengono fatti a valle. Vengono fatti a valle. A monte non è stato fatto quasi nulla. E quello che c'era di buono è stato un po', diciamo così, non massacrato, ma comunque reso quasi inutile. Perché i canali di guardia che c'è attorno alla strada di circonvallazione, quella è stata un po', diciamo così, lesa nella sua funzione, perché in qualche punto è stata interrotta, in qualche punto invece è stata tombata, e la tombatura porta dei gravi problemi di regimazione dell'acqua, perché l'acqua invece di scendere in quel canale scende da qualche altra parte, e cioè dentro il paese. E quindi dobbiamo riflettere anche sugli errori che sono stati fatti. Non parliamo poi di questo sbarramento che è stato creato in acciaio a monte del ponte che c'è lì nel fiume Cucuretto. Era uno sbarramento che ha creato un effetto diga. Effetto diga poi è stato creato anche più su di questo come si chiama, di questo rigagnolo, chiamiamolo così. Allora, le essenze che bisogna mettere per poter regimare le acque. Allora, per le informazioni che abbiamo noi, ecco perché occorre secondo me anche la figura degli agronomi. Abbiamo qualcuno qui additi, e cioè l'agronomo è fondamentale nella progettazione. Le piante, io ho sentito piante caducifoglie, mi permetto di richiamare. No, le piante caducifoglie sono quelle presenti al parco giochi. Sono quelle da già Ah, solo presenti. riferito al parco giochi. Esatto. Io le ho avevo passate capito su che Breve, abbiamo parlato e infatti di mi ricette delle sembrava macchie mediterranee. una cosa strana, Sì. perché noi sappiamo, E abbiamo parlato di specie, noi non sappiamo, usiamo la parola essenza, noi sappiamo quelle che usiamo. le piante sempreverdi oppure le piante regimano un pochino l'acqua, nel senso che rallentano l'acqua che cade sul terreno. Anche perché i terreni che abbiamo noi non sono terreni abbastanza permeabili. Almeno bassamente permeabili dalla litologia dalle informazioni che ho io, un terreno in genere, i terreni di origine granitica sono tutti terreni altamente permeabili, cioè che l'acqua penetra facilmente nel terreno, perché le particelle in genere sono abbastanza grosse e quindi l'acqua scende più facilmente all'interno del terreno. Poi, naturalmente, se faccio venia se ci sono altre informazioni più recenti, noi ci facciamo informazioni degli anni 70-80, magari che non sono più valide, però sappiamo che i terreni di origine granitica hanno questa, come si chiama, e quindi io direi di iniziare i lavori soprattutto in questa zona e piantumare e usare piante adatte chiaramente, che possono essere arbusti della macchia mediterranea e contemporaneamente anche alberi di alto fusto che poi proteggeranno meglio chiaramente le fronte collinari. Io propongo l'utilizzo dell'intervento, cioè appunto per la stabilizzazione dei versanti, la regimazione delle acque, propongo l'ingegneria naturalistica su più fronti. Sì. Nel senso che con l'ingegneria naturalistica si lavora per lo più con materiali come i sassi, il legno e le piante, Certo. in modo tale che quell'intervento là sia vivo, no? Sì, Non come certo. un gabbione che magari viene fatto tutto con le pietre, poi però è morto in realtà, quindi non c'è un assorbimento da parte delle piante. Certo. Ci sono i gabbioni rinverditi, io propongo una decina di interventi almeno di ingegneria naturalistica dove poi ci sono anche le specie selezionate da poter utilizzare in questi interventi, come propongo anche gli interventi a monte, Certo, ma soprattutto del Rio Redè, con le scogliere di masse rinverdite, i materassi vegetali e le briglie e le briglie, Le certo, briglie. certo. in legno. Sì, ma io quello che mi preme insomma di dire è che i primi interventi devono essere, perché prima si fanno meglio è, e Sì, poi sì, anche fuori le altre opere di Fuori dalla zona rigenerazione. urbana, io ne parlo proprio a monte nella tesi, Sì, sì, sì. che è molto più specifica
rispetto ovviamente alla presentazione che è stata No, perché io, allora, per dire storicamente, alluvioni abiti ce ne sono state tante e mediamente alluvioni ogni 10 anni. Si ricordano quelle del 41, si ricordano quelle del 51 che sono caduti. Non abbiamo il dato meteorologico esatto, per esempio di Bitti, ma abbiamo quello di Siniscola perché lì c'era come si chiama, la capannina meteorologica. Sono caduti in 2 giorni 2000 mm di pioggia, 2 giorni 2000 mm, una cosa non si è verificata quasi mai, però si è verificata, tant'è che a Bitti c'è stata sicuramente una grande quantità di acqua in questi 2 giorni, va bene, si raccontano tante storie, case cadute e via discorrendo, abbiamo solo questo, però non abbiamo il dato preciso per dire, però ogni 10 anni generalmente c'era un'alluvione e non provocava granché danni però, e vittime non ce n'erano, per quale ragione? Perché il paese era collocato in una maniera diversa, l'acqua scorreva, diciamo così, a cielo aperto, non era tombata, i fiumi non erano tombati e via via discorrendo. Poi invece noi siamo intervenuti poi con opere non adeguate probabilmente, perché le cose poi chiaramente si dimenticano, dopo 5-6 anni si dimentica tutto e si riprende a fare le cose che non bisogna fare, insomma. Allora, è stato un intervento un pochino confuso, però quello che è puntare soprattutto ai 2 bacini per fare le opere di rigevazione delle acque in questi 2 posti. Poi lei da Risarvat. Qualche altro intervento? Come te l'ho dispostato? No, viene tutto Qualche altro intervento? Come vedi la tua tesi, Chiara, ha aperto tantissimi spunti e soprattutto discussioni, perché come ho detto nell'introduzione, certo, l'alluvione per noi è una ferita aperta, dunque non è soltanto un discutere di dati tecnici, ecco. Finché non si risolverà, io penso che è difficile, passerà anni, come dice il sindaco, non proprio tutti i giorni, però si scopre sempre qualcosa di nuovo. Certo, è una cosa che comunque ci ha colpito, non può essere altrimenti, e io penso che non si immagini. Vabbè, col prossimo tesista che viene da qui, da Bitti, facciamo un'altra puntuale, organizziamo altri incontri raccogliendo tutti questi vostri contributi che sono Se non ci sono altri interventi, io, se d'accordo, concludo qui la presentazione della tesi, ringraziando prima di tutto Chiara perché si è messa in gioco, è venuta qui a presentare pubblicamente il suo lavoro. Uno dei criteri per poter partecipare al bando era proprio quello, presentare pubblicamente la tesi. Questo a volte può essere anche un deterrente, non sempre tutti sono né la voglia né la capacità di poterlo fare. Chiara penso che abbia dimostrato di avere passione, di aver lavorato veramente per questo lavoro ed è stata Voglio ringraziare l'amministrazione comunale, tutti i rappresentanti che sono qui intervenuti, ma soprattutto il sindaco. In particolare ringrazio il delegato alla cultura Mario, che ha sempre appoggiato tutti i progetti presentati nel macro progetto, diciamo, Frese, che si conclude avendo speso tutti i 125.000 euro. Dunque, chiaramente dico, perché davanti agli assessori e amministratori che sono qui abbiamo finito i soldi, pertanto rimettete mano al portafoglio anche per poter di nuovo riproporre il premio tesi, perché può essere anche un incentivo. Come ho detto prima, non voleva essere soltanto un'erogazione in soldi, che comunque per un tesista è sempre ben accetto e serve, ma anche un modo per presentare a tutta la popolazione un lavoro che viene fatto sul paese. Tante tesi abbiamo qui a Bitti, perché anni fa il premio tesi effettivamente era una realtà ed è stata prorogata per circa 5-6 anni. Pertanto i ragazzi scrivevano tesi subiti, le abbiamo tutte qui in archivio, ma non sono state mai presentate, a parte qualche articolo pubblicato all'interno del Miracolo. A me interessava molto, e questa è una cosa che ho voluto, che fosse presentato pubblicamente. Penso che sia interessante scoprire una parte del paese, uno studio nuovo che magari non conosciamo, una visione diversa.
e soprattutto dare anche merito a questi ragazzi Certo. che spesse volte partono, vanno fuori, lasciano il paese ed è pertanto che poi non li conosce nessuno perché vi di Lambrusio e almeno presentano il loro lavoro, che è una fatica comunque, fare una tesi è una fatica ed è un lavoro, perciò ringrazio molto Chiara per aver presentato la tesi, ma voglio ringraziare molto anche la professoressa Grazie perché a voi. è venuta qui apposta da Genova, domani, anzi da Da Milano, Milano, ma domani poi va da prenderà di Genova nuovo per il volo giocare. per tornare a Milano e Eccoci perciò là. grazie Grazie. tantissimo La mia maledizione, e di nuovo grazie a voi. Grazie.